Sicuramente è stato un anno molto importante per l'ANCI, per noi sindaci che ci abbiamo lavorato, un anno che ci ha posto di fronte delle situazioni direi estreme qualche volta per le grandi difficoltà economiche che ci siamo trovati a dover gestire nell'ambito dei comuni. Un anno in cui stanno cambiando delle regole e quindi sta nascendo anche l'opportunità di vivere la politica in un modo molto più immediato. Direi che per noi che abbiamo scelto di lavorare per i colleghi sindaci diventa quasi un impegno quotidiano quello di cercare soluzioni che possano prevenire o comunque curare in parte il grande problema dell'economia comunale. In particolare i piccoli comuni sono nell'attenzione quotidiana dell'ANCI, del Presidente, dei 2 vicepresidenti, di tutto il direttivo, in quanto abbiamo la certezza ormai che i piccoli comuni hanno una grande difficoltà a chiudere il bilancio. D'altro canto sappiamo che la grande difficoltà ce l'hanno anche i comuni medi, in quanto il patto di stabilità ci sta stritolando. Io credo che sarebbe molto importante anche per i politici vivere talvolta l'emergenza che stiamo vivendo noi. Sono convinta che il lavoro di politico a Roma sia un lavoro impegnativo e estremamente importante per il nostro Stato. Sono altrettanto convinta però che talvolta i politici non sappiano scendere e cogliere quelle che sono le emergenze quotidiane di un comune. Con la speranza che il nostro lavoro, la nostra attenzione, la nostra buona volontà sia servita comunque a raccogliere attorno a noi le problematiche dei nostri sindaci, ma anche la buona volontà, la volontà di lavorare insieme, io mi auguro che nel prossimo futuro si possa veramente alzare la voce per cercare di difendere quello che ci rimane ormai di ciò che i sindaci avevano e potevano fare una volta.